3 vetrine che dialogano e parlano d'arte nel cuore della città, il Caffè Pedrocchi. L'innovativo spazio d'arte di Giorgio Chinea, giovane e appassionato gallerista padovano, sono un cabinet ispirato alle Wunderkammer del XVI secolo, da cui osservare fino a giugno le opere di una delle più affermate artiste italiane, Laurina Paperina, surreale cantrice del pop, street artist affermata sia in Italia che all'estero, dove ha ottenuto riconoscimenti importanti, e che nella città di Giotto propone un giudizio universale dei personaggi della fantasia umana. Il suo The Last Judgment è una spaventosa esplosione di forme e colori con citazioni dotte, accanto ai protagonisti di fiabe antiche e moderne precipitati all'inferno con tutti i loro piccoli peccati. Sono 3 situazioni che raccontano la stessa storia, con feroce sarcasmo e molta ironia. Personaggi dei fumetti di ieri e di oggi patiscono la loro condanna. È un papero che è una sorta di autoritratto, escono delle budella sulle quali camminano dei personaggi che vanno a infettare questa grande tela che dà il nome a tutta l'installazione della Judgment. Ecco. È una tela piena di riferimenti in realtà. Sì, sono riferimenti con le cose con cui sono cresciuta, dal mondo del fumetto al mondo dell'arte, al cinema. Infatti possiamo trovare Hitchcock, possiamo trovare Marina Abramovic, possiamo trovare Banksy, possiamo trovare Topolino, quindi un mix di tante cose a cui io faccio una sorta di mashup dove reinvento un nuovo mondo strano, no? Particolare e vivace. Il percorso costellato da una miriade di personaggi della cultura pop, della storia dell'arte, icone pop, fumetti, cartoni animati, ma anche grandi artisti, Marina Abramovic, Frida Kahlo, e arrivano appunto a questa grande tela dove troviamo un tripudio di personaggi che collassano, che muoiono. Laurina Paperina è una serial killer, ammazza tutte le grandi icone del nostro tempo, ma non solo. La prima cosa che mi ha ispirato quando Giorgio mi ha fatto vedere il suo progetto, le sue vetrine, la sua galleria, era proprio che non era una galleria convenzionale, ovvero 4 mura, ma si affacciava su una delle vie più importanti di Padova, quindi mi piaceva l'idea di infettare le persone che passavano per strada con la mia arte. Reduce da grandi mostre anche a livello internazionale, è un momento molto bello per lei. Sì, è un bel momento, tra poco ripartirò per la Norvegia dove ho vinto un premio di residenza e poi ritornerò in Italia e dovrò lavorare un bel po' per produrre le nuove cose che sto facendo, insomma, che richiedono molto lavoro. Una tela piena di citazioni da Munch ad Ali, da Bosch a Hering, e chi guarda si può divertire a ritracciarle. In molti sono arrivati nonostante la pioggia all'inaugurazione, accompagnata da variopinte cosplayers in tema con la serata. Ma chi passerà di persona troverà anche un'altra piccola sorpresa. In realtà, Alessandra, ti dico un segreto, c'è anche una piccola vetrina, eccola lì, piccolina. Laurina ha giocato anche su quella, vi invito a venire a Padova a vedere la prima piccola vetrinetta.